Giorgia Flora, attrice agrigentina, protagonista del film Sulu Amore. Ecco, parlaci di questo tuo lavoro. Questo lavoro intanto è in fase di lavorazione, quindi ci stiamo lavorando sopra con il regista Giovanni Volpe, è tratto dalla Lupa di Verga, quindi sappiamo in una Sicilia del 1900 questa donna con una mentalità un po' diversa, appunto per un patriarcato, per una mentalità particolare, quindi vista con occhi non molto disponibili, insomma non con buoni occhi, e poi tutto quello che ne viene a seguire. Per ora ci stiamo studiando, lavorando, è un bel personaggio molto forte dove mi si dà la possibilità di insomma tirare fuori tanto dentro. E però volevo anche dire contemporaneamente a questo lavoro che si sta facendo, Giovanni Volpe ora finalmente sta facendo uscire il suo nuovo primo film, Preghiera, lunedì, martedì al CIAC. Gli orari quindi 18-19 novembre, 18:30, 20:30, 22:30. Mi raccomando, è anche un altro film molto importante da vedere, un film indipendente, quindi cerchiamo anche di promuovere queste belle iniziative, perché c'è tanto coraggio dietro, tanta voglia di fare, e perché no, diamo questa possibilità, no? Il film indipendente va incoraggiato, va promosso, e quindi mi raccomando venite, perché è un film che merita di essere visto, è un film forte, toccante, non vi dico niente, potrete vedere il trailer che poi si manderà, però andate a vedere questo film, perché finalmente è un bel film fatto per come si deve, fatto bene, non ha nulla da invidiare a tutti gli altri film, quindi vi aspettiamo al CIAC. Anche perché è un po' difficile emergere, soprattutto in periferia, da parte di attrici, registi, appunto perché ce ne sono tanti qui ad Agrigento. Ce ne sono tanti in tutto il mondo, ho lavorato 11 anni a Roma e devo dire ci sono tanti bravi attori, c'è tanto, persone preparate. Qua siamo un po' in un posto sperduto, dimenticato, quindi va incoraggiato chi combatte, chi ha voglia di fare, lo fa con i propri mezzi, senza niente, solo veramente per passione, per amore si fa. Ora per esempio con questo film anche sulla che si sta lavorando, stiamo facendo tanti sacrifici, un po' tutti, Giovanni per primo, noi a seguire, però ci crediamo e vedrete, sono film che meritano di essere visti, meritano, quindi mi raccomando, vi aspettiamo.